Calano i contagi da coronavirus, alla fine della settimana attesa una nuova ordinanza di Zaia che annuncia una lettera ai prefetti sulle multe ingiuste per passeggiate entro i 200 metri da casa. 15 bare provenienti dall'ospedale di Bergamo sono giunte al cimitero di Spinea per la cremazione e l'arrivo a bordo di 3 mezzi dell'esercito italiano che le ha scortate dalla Lombardia. Tra i casi più eclatanti cui si sono trovati di fronte i carabinieri, quello di un gestore cinese che preparava aperitivi nel retrobottega del suo bar. Crociere azzerate almeno fino a giugno a Venezia. La società che gestisce il terminal passeggeri ha chiesto 9 mesi di cassa e integrazione straordinaria. Il monito dell'Europa del patriarca di Venezia Francesco Moraglia durante l'omelia dalla cripta della Basilica di San Marco. Con la crisi ormai si rischia l'emergenza fame. Bruxelles è assente. Cona è l'unico comune della città metropolitana di Venezia senza casi di coronavirus, ma il sindaco Aggio invita a non abbassare la guardia. Il racconto di un nonno di Mira, la mia nipotina di 5 anni e mezzo, mi ha detto che vuole dare i suoi risparmi a Zaia per aiutare a comprare le mascherine. Buonasera, ben ritrovati all'edizione veneziana dei nostri notiziari. Subito i numeri, vi diamo la tabella aggiornata con l'ultimo bollettino emesso dall'azienda Zero, davvero pochi minuti fa. Allora, i casi positivi di coronavirus in tutto il Veneto sono 8.853, sono saliti di 129 unità. Andiamo a vedere nel dettaglio com'è la situazione nel veneziano, perché nella provincia di Venezia ci sono 20 nuovi casi di coronavirus. Dei 23 decessi registrati nella giornata di oggi sono 4 quelli che afferiscono alle strutture ospedaliere del veneziano. Una all'ospedale di Venezia, una a Mirano, uno a Dolo e un decesso invece si è verificato presso l'ospedale di Jesolo. E subito le parole del governatore Zaia che nonostante il numero dei contagiati si stia timidamente abbassando, Zaia ha intenzione di rinnovare le sue ordinanze ed ha anche deciso di scrivere ai prefetti per contestare alcune multe che sono state staccate. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello. Non più 2, non 3, ma 5 giorni di vantaggio rispetto al modello matematico di propagazione del contagio da coronavirus, grazie alle drastiche misure a cui i cittadini si sono adeguati. Nella nuova ordinanza che il presidente del Veneto Zaia ha annunciato per la fine della settimana, possibili provvedimenti relativi ai mercati. Ci vengono segnalati problemi sui mercati in giro per il Veneto, dati dal fatto che non c'è la regimentazione che ha un supermercato che mette in fila le persone, che hanno la mascherina. Lì c'è invece l'ammassamento davanti al banco della frutta, della verdura, dei formaggi o dei salumi. E questo, diciamo, se volessimo proprio lavorare di fino, non è proprio il massimo della soluzione. Altro fronte è quello delle passeggiate consentite entro i 200 metri da casa, ma qualcuno è stato comunque multato e ora la Regione interviene. Per futili motivi entro i 200 metri si può uscire rispetto all'ordinanza, futili motivi per sgranchirsi le gambe, per fare 2 passi, per fare una passeggiata. Quindi alcuni hanno avuto questa contestazione anche con l'applicazione di una multa. Adesso noi scriviamo ai prefetti, faremo un parere, secondo noi è impugnabile. Emergenza che produce forti contraccolpi emotivi, come dimostrano i numeri. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, di supporto psicologico, ha avuto 1680 chiamate con 650 colloqui psicologici. D'altro canto anche le condizioni di chi vive con in casa un paziente positivo sono proibitive. Zaia cita il virologo Massimo Galli. Bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70.
Infine la questione dei guariti, negativizzati, ai quali la Regione pensa di assegnare una sorta di patente che attesti la risposta anticorpale, condizioni su cui aleggia però un'ombra. Chi ha gli anticorpi è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo. Sono arrivate a bordo di 3 mezzi dell'esercito 15 bare provenienti dall'ospedale di Bergamo. 15 bare provenienti dall'ospedale di Bergamo sono giunte nel cimitero di Spinea a bordo di 3 mezzi dell'esercito italiano, che le ha scortate dal capoluogo lombardo, come si vede nelle toccanti immagini fornite dal comune di Venezia. Nei giorni scorsi sono giunte a Spinea altre salme da Milano e Cremona. A rendere onore alle vittime il sindaco Martina Vesnaver. Il personale dei servizi cimiteriali del gruppo Veritas si occuperà della cremazione e le ceneri verranno poi consegnate ai familiari. Domani il Comune di Venezia aderirà alla giornata di lutto indetta dall'ANCI, osservando un minuto di silenzio con le bandiere a mezz'asta per ricordare le vittime del coronavirus e onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari. E quando si parla di sacrificio e impegno c'è invece chi continua a fare quello che vuole, quello che hanno scoperto i carabinieri. Pensate che c'era un gestore cinese che organizzava degli aperitivi nel retrobottega del suo bar, guardate. Se c'è chi ancora viene sorpreso a non rispettare le disposizioni di contenimento fornendo scuse ridicole per prendere una boccata d'aria, esistono casi decisamente più gravi che le forze dell'ordine si trovano davanti nel corso dei loro controlli, come l'ultimo scoperto dai carabinieri di Mestre. Proprio a Maerne vi è stato un caso particolare nel quale un bar che doveva essere chiuso si è scoperto in realtà praticasse nel retrobottega. In particolare, come se nulla fosse, continuavano a confezionare degli aperitivi. C'erano le persone all'interno nel retrobottega, come ho detto prima, che sostanzialmente, come se non vi fosse questa situazione in atto, stavano consumando all'interno, quindi aggirando quelle che sono le disposizioni in vigore. Il bar resterà chiuso altri 5 giorni dal momento in cui i locali riapriranno al pubblico, ma i carabinieri devono far fronte a molte altre situazioni sgradevoli legate a questo particolare momento. Diciamo che tutto sommato devo dire che la cittadinanza veneta, nello specifico quella veneziana, sta rispondendo molto bene a quelle che sono state le indicazioni, quindi possiamo dire essenzialmente che parliamo di una popolazione molto attenta alle regole e molto rispettosa. Tuttavia continuiamo a verificare alcuni episodi. Io ovviamente faccio gli episodi un po' più eclatanti, che sono questo del bar, ma anche qualche giorno fa una persona che con la scusa del cane in realtà spacciava in un parco. Si è verificato qualche episodio di sciacallaggio, ecco, anche per questo tutti i servizi che sono in atto, oltre a verificare il rispetto delle norme da parte delle persone che sono autorizzate a circolare, mirano a verificare anche tutti gli esercizi che purtroppo causa forza maggiore sono chiusi, quindi sono rimasti abbandonati a loro stessi, quindi ci prestiamo anche a effettuare questo tipo di servizio, verificando appunto che non solo che vengano rispettate le norme e quindi gli esercizi siano chiusi al pubblico, ma anche che non si verifichino episodi di sciacallaggio o di personaggi appunto che approfittano di questa situazione per poter creare dei danni ulteriori. E poi l'altra faccia della medaglia, quella di chi si sente solo e spesso disorientato. Abbiamo avuto anche chiamate da persone che magari sono rimaste sole perché gli unici contatti che avevano sono purtroppo stati ricoverati e quindi si sono rivolte a noi anche per chiedere aiuto per fare la spesa o per gestire altri aspetti della vita quotidiana che, quando è stato possibile, li abbiamo indirizzati sugli organi competenti. Quando non è stato possibile abbiamo provveduto in qualche modo noi a risolvere il problema. Le ricadute economiche sul territorio, crociere azzerate almeno fino a giugno a Venezia. La società che gestisce il terminal passeggeri ha chiesto 9 mesi di cassa integrazione straordinaria, a cui potrebbero seguirne altri 12 di cassa integrazione ordinaria.
Le cancellazioni delle prenotazioni di ormeggio sono al 100% e arrivano fino alla fine di giugno, e nelle previsioni degli addetti ai lavori si ipotizza un prolungamento di questa situazione lungo tutto l'orizzonte temporale della stagione 2020. Con il settore duramente colpito dall'emergenza coronavirus, il Consiglio d'amministrazione di VTP Venezia Terminal Passeggeri ha dovuto varare un piano straordinario che si basa su una stima di ricavi che a fine anno saranno prossimi allo zero. Cassa integrazione straordinaria per 9 settimane e a seguire richiesta di cassa integrazione ordinaria fino alla fine del 2020 per un massimo di 12 mesi. Rimane comunque aperta la possibilità di un rientro anticipato al lavoro in caso di veloce ripresa dell'operatività. Il piano, che ha trovato pieno appoggio dei soci, dei dipendenti e dei loro rappresentanti sindacali, si basa dunque su zero ricavi e prevede anche un forte calo dei costi, ma mira alla massima tutela per i dipendenti della società, per i quali non è previsto alcun licenziamento. Ai lavoratori sarà pagata integralmente la mensilità di marzo, a prescindere dalla data di avvio della cassa integrazione, durante la quale poi la società integrerà lo stipendio di ogni dipendente fino all'80% del valore lordo. Nel frattempo il Terminal Passeggeri di Venezia rimarrà comunque aperto per garantire un servizio minimo nel caso in cui una nave abbia necessità di ormeggiare. Secondo il presidente di VTP, Fabrizio Spagna, e il direttore generale Galliano Di Marco, il turismo è forse il settore più colpito dalla crisi economica innescata dal coronavirus. Certamente quello che ne pagherà le conseguenze per il tempo più lungo. La croceristica, in particolare, è stata una delle prime attività a fermarsi e le previsioni dicono che sarà uno degli ultimi settori a ripartire. L'emergenza è sanitaria, sociale, emergenza della fame e l'Europa non c'è. È stato duro il patriarca Moraglia nel corso dell'omelia della messa officiata dalla cripta di San Marco. L'Europa che dice con i suoi leader e i suoi più prestigiosi rappresentanti che esprime le visioni e gli interessi di una parte. E coloro che sono stati eletti e occupano certi posti ci stanno dicendo questo. E nei prossimi mesi ci sarà l'emergenza sociale, l'emergenza della fame. E queste cose su un'Europa che non c'è, quando dovrebbe esserci, le dico con grande tristezza, pensando quello che l'Europa potrebbe essere. Le dico da cittadino italiano e da cittadino europeo, ricordando che sono vescovo e che non faccio politica, ma sento che il silenzio, soprattutto il silenzio di chi non può parlare, ma in modo particolare sento che il silenzio di chi deve parlare, se non parla, diventa una colpa troppo grande. È un monito dalle parole decise, quello di Monsignor Francesco Moraglia nella quinta domenica di Quaresima, durante l'omelia dalla cripta della Basilica di San Marco, luogo storico di sepoltura dei patriarchi di Venezia. Parole che arrivano dritte al cuore di Bruxelles. L'appello va poi alla cittadinanza. I care, mi importa, ho a cuore. Il Vangelo che diventa un nuovo modo di guardare l'altro, gli altri, la situazione che viviamo, il bene comune. I care, mi importa, mi sta a cuore la tua e la mia salute, la salute di tutti. Per questo io resto a casa e ci resto convinto, con spirito costruttivo, aiutando gli altri a starci, non perché obbligati, ma come gesto di responsabilità, di carità, di solidarietà. Andiamo a Cona, l'unico comune della città metropolitana di Venezia a non avere casi di Covid-19. Sentite come il sindaco Aggio descrive la situazione in questo momento. Per diverso tempo ha occupato le cronache come comune del veneziano col maggior numero di richiedenti asilo. L'ex caserma di Conetta era arrivata a ospitarne circa 1500.
Oggi, nel pieno dell'emergenza sanitaria, Cona è nuovamente in testa a una classifica. È l'unico comune della città metropolitana di Venezia a non aver registrato casi di positività al Covid-19. Risposte non ce ne sono, probabilmente il fatto anche che siamo un territorio molto esteso con non tantissimi abitanti, quindi forse sono poche persone per chilometro quadrato e queste distanze aiutano a una minor diffusione del virus. Alessandro Aggio è stato eletto sindaco nel maggio del 2019, 5 mesi dopo che gli ultimi profughi avevano abbandonato l'hub di Conetta e rispetto al suo predecessore Alberto Panfilio si è dovuto confrontare con un altro genere di emergenza. Abbiamo predisposto un numero da chiamare per chi vuole i farmaci dalla farmacia e vengono trasportati dalla protezione civile. Con i negozi di vicinato abbiamo fatto un manifesto in cui chi vuole la spesa a domicilio chiama e i negozianti gliela portano a casa. E poi anche adesso stiamo facendo una distribuzione delle famose mascherine distribuite dalla regione e con la protezione civile le stiamo consegnando a domicilio nella cassetta delle poste, casa per casa. Come stanno vivendo i suoi compaesani le limitazioni agli spostamenti personali che sono in vigore in queste settimane? No, capiscono tutti che è un momento di emergenza e che è l'unica cosa che può essere fatta contro questo virus. Cassa integrazione per tutti e 53 i lavoratori della Procuratoria di San Marco. La Basilica infatti è chiusa, ma mai prima d'ora si era reso necessario un provvedimento come questo a tutela dei lavoratori. Mai era accaduto nella storia millenaria della Basilica prima del coronavirus. Anche la Procuratoria di San Marco, a causa dell'emergenza, ha sospeso le attività e si avvale della cassa integrazione per i suoi 53 dipendenti. Coinvolti restauratori, mosaicisti, manutentori, elettricista, addetti alle vendite e addetti al culto, che per 9 settimane riceveranno il sostegno al reddito, come previsto dal decreto Cura Italia. Restano esclusi 2 addetti alla custodia e al culto della Basilica che rimarranno in servizio. Anche nel caso dell'emergenza del coronavirus, la situazione della Basilica di San Marco rappresenta efficacemente la sofferenza della città, come lo fece nel momento dell'alluvione del 12 novembre e dei giorni seguenti. San Marco ovviamente soffre in questo caso dalla mancanza di visitatori. Una situazione diventata difficile anche dal punto di vista economico. L'azzeramento del numero di visitatori comporta anche l'azzeramento delle entrate che la Procuratoria destina poi alla manutenzione e al restauro della Basilica. Questa è una situazione quindi grave che si sovrappone al grave danno subito con l'alluvione. Ma l'iter per l'approvazione del progetto per salvaguardare la Basilica dall'alta marea va avanti. Stiamo attendendo i commenti delle autorità competenti per poter poi promuovere e realizzare il progetto di protezione globale con qualsiasi acqua alta che la Procuratoria ha studiato e ha sottoposto alle autorità competenti. Voglio regalare i miei risparmi per comprare le mascherine per chi ha bisogno. Sono le parole di una bambina di soli 5 anni, ce le racconta il nonno. Nonno, ho pensato una cosa. Ho sentito i miei compagni di scuola, i miei amici, che adesso non ci vediamo nemmeno più perché ognuno deve stare a casa sua. E mi raccontano che qualcuno non ha ancora le mascherine. E allora ha detto io vorrei fare un piccolo dono a tutti i bambini, quelli che non hanno le mascherine. Si è commosso nonno Fernando quando ha ricevuto la telefonata della sua nipotina di appena 5 anni. Lui conserva in casa un salvadanaio nel quale la piccola raccoglie i soldini che ogni tanto riceve e la bambina ha già deciso come spendere i suoi risparmi e l'ha voluto subito comunicare al nonno. E vorrei donare qualcosa al presidente Zaia, lei ha specificato al presidente Zaia, regalare un po' dei nostri soldini che abbiamo nel salvadanaio e per comprare le mascherine. Tu sei d'accordo, nonno? Io mi sono messo a piangere e ho detto guarda, sono d'accordissimo amore, adesso mi preoccupo oggi, domani e vediamo come fare a regalare qualcosa al presidente Zaia per comprare le mascherine. Fernando ha chiamato la nostra redazione per avere il codice IBAN della regione e andrà a fare un bonifico. Tra le tante storie di solidarietà che stanno avvenendo in queste settimane, stupisce e commuove la sensibilità e la coscienza civica dimostrate da una bambina così piccola.
Mi sono meravigliato, sono rimasto di stucco, perché sentire una bambina, è una bambina intelligente, perché sappiamo che oggi sono tutti intelligenti, però farmi un discorso del genere, ho detto cavolo, io non ci sarei mai arrivato. Ha detto, sai nonno, la mascherina è importante perché ti salva la vita. Allora ascoltate la canzone realizzata dal coro Arcobaleno di Caorle con i giovanissimi protagonisti, hanno cantato da casa il brano Grazie eroi, dedicato a chi sta lavorando in prima linea. Dobbiamo chiudere, va bene, allora ve la facciamo ascoltare nel corso della nostra edizione straordinaria, che vi ricordo torna dalle 20 alle 21, e poi vi ricordo tra pochissimo il governatore Luca Zaia con noi via Skype. Bentrovati al meteo. Il mese di marzo si conclude con un tempo sostanzialmente stabile, ma con un clima non ancora in linea con la stagione. Il dettaglio di martedì 31 marzo. Sul Veneto sarà asciutto su tutti i settori. Al mattino avremo ancora una nuvolosità residua, specie sui settori montuosi della nostra regione, più sole invece altrove, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature stazionarie minime comprese tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece tra 8 e 13 all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente e precipitazioni assenti, locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.